Ben ritrovati all'edizione del 15 gennaio 2018 del telegiornale di Telemare. Partiamo subito con le notizie. 90 assunzioni nel sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia. Gli enti del Sistema Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ARPA, potranno contare nell'immediato su 94 nuove assunzioni a tempo indeterminato. L'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, EGAS, ha infatti assegnato la prima tranche dei vincitori della graduatoria, approvata lo scorso dicembre, del concorso pubblico per titoli ed esami per assistenti amministrativi svoltosi nel 2017. Per quel che riguarda la destinazione dei nuovi entrati, la procedura ha seguito le indicazioni emerse dal fabbisogno espresso dai singoli enti, in base al quale è stata definita la seguente distribuzione. L'azienda sanitaria locale numero 2 Bassa Friulana Isontina 18 unità, Alto Friuli Collinare Medio Friuli 11 unità, AS numero 5 Friuli Occidentale 16 unità, ASUI Udine 13 unità, ASUI Trieste 6 unità, il Burlo Garofalo 2 unità e il CRO di Abbiano 9 unità. Per quanto riguarda l'EGAS, l'ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, riguardano 16 unità e l'ARPA 3 unità. Questi innesti fanno seguito a diversi anni nel corso dei quali c'è stato uno stop alle assunzioni di personale amministrativo all'interno del sistema, in quanto nella prima parte della legislatura si è provveduto a soddisfare innanzitutto i bisogni organizzativi del comparto assistenziale e sanitario. Il blocco ha determinato nel tempo il ricorso alla flessibilità e la sospensione del turnover. Il processo avviato dall'amministrazione regionale attraverso questa procedura selettiva è finalizzato proprio a sanare la situazione, stabilizzando e implementando quelle posizioni che contribuiscono al necessario e indispensabile supporto alle funzioni assistenziali e sanitarie. Il concorso, bandito ad inizio 2017 e a cui si sono presentati più di 2000 candidati, richiedeva, tra gli altri requisiti, oltre alla cittadinanza italiana e un'età non inferiore ai 18 anni, anche un diploma di scuola secondaria e la conoscenza di una lingua straniera, tra le prove d'esame, scritta, orale e pratica. La complessità di una selezione di questa portata è stata superata grazie alla competenza garantita dalla gestione accentrata dell'EGAS, che svolge per conto degli enti del sistema sanitario regionale anche su indicazione della Regione, funzioni di aggregazione della domanda e di centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni di supporto tecnico, amministrativo e gestionale. In questo contesto, la missione dell'ente è quella di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema sanitario regionale attraverso l'applicazione degli strumenti di accentramento e l'ottimizzazione dei processi. Consiglio regionale. Programma sui lavori delle commissioni. Una settimana di lavori delle commissioni, quella che si apre in Consiglio regionale. Lunedì 15 gennaio alle ore 11, la prima commissione sente in audizione i rappresentanti del comitato promotori del progetto SISIPay e della Federazione Welfare di Pordenone sulle esperienze di microcredito regionale, con particolare riferimento ai risultati raggiunti e ai progetti avviati e realizzati. Alle 14:30, sempre lunedì 15, alla stessa commissione, la Giunta riferisce sullo stato delle trattative per il rinnovo dello scaduto accordo finanziario che fu sottoscritto tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia il 23 ottobre 2014. Martedì 16 gennaio alle ore 14 i capigruppo metteranno a punto il programma dei lavori d'aula per la sessione di gennaio e per il primo trimestre 2018. Martedì alle ore 10 la quinta commissione esaminerà il programma di lavoro della Commissione Europea 2018 per individuare le iniziative di maggiore interesse. Alle 14:30 la seconda commissione esaminerà un disegno di legge e alcune norme stralcio per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche, che contiene anche iniziative di educazione alimentare. Mercoledì alle ore 9:30 la prima commissione esaminerà l'accordo sui rapporti finanziari da concludersi tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia. A seguire, audizione con i vertici di Mediocredito sull'accordo con Banca Icrea finalizzato a consentire l'acquisto, da parte di quest'ultima,
del 51% del capitale dell'istituto regionale. Giovedì 18 gennaio alle ore 10 verrà illustrata alla terza commissione consiliare la proposta di legge che intende favorire l'assistenza a lungo termine delle persone affette da morbo di Alzheimer e Parkinson, sia in strutture protette che al proprio domicilio, e che prevede anche azioni di sostegno alle loro famiglie. A seguire, la Giunta riferirà sulle azioni regionali per le persone anziane e verrà poi presentato il piano annuale per il 2018 per la promozione dell'invecchiamento attivo. Alle ore 14:30 la stessa Commissione terrà una serie di audizioni sulla proposta di legge a tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree a elevato rischio ambientale. Fine del progetto Alternanza Scuola-Lavoro della Biblioteca Livio Paladin. Si concluderà martedì il progetto Alternanza Scuola-Lavoro della Biblioteca Livio Paladin del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che ha coinvolto per una settimana 11 studenti del liceo Isis Carducci Dante di Trieste. Grazie a questa iniziativa gli studenti hanno appreso le conoscenze di base relative a una biblioteca legislativa, la sua gestione, il trattamento catalografico di libri, periodici, risorse elettroniche, letteratura grigia. Sono state inoltre organizzate sessioni dedicate alla ricerca giuridica sul web, cataloghi online, motori di ricerca e banche dati per imparare a riconoscere le fonti autorevoli ed essere capaci di svolgere autonomamente una tesina. Nel corso delle giornate dedicate al progetto, gli studenti hanno avuto anche modo di visitare il palazzo del Consiglio regionale e di approfondire la conoscenza delle peculiarità legislative di una regione a statuto speciale. A Pordenone mostra di opere su carta di Adriana Rigonat. Giovedì prossimo, 19 gennaio, alle ore 18, aprirà i battenti a Pordenone, a Palazzo Richieri, la mostra dedicata alle opere su carta di Adriana Rigonat, intitolata Un si belle spoir, promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con il Comune. Nella sede del Museo Civico d'Arte saranno esposte una trentina di opere dell'artista giuliana, che si inserisce pienamente nel progetto di valorizzare le espressioni artistiche del nostro territorio. Nella pittura della Rigonat si coglie uno sguardo privilegiato sulla figura femminile, dall'infanzia attraverso tutte le età e condizioni sociali, e di conseguenza sull'immagine della donna plasmata delle diverse culture e società. Così l'analisi che l'artista sviluppa nelle sue opere allude a ruoli, compiti, prospettive, ma anche a situazioni in cui a prevalere è la privazione dei diritti e l'impossibilità di far sentire la propria voce e di affermare la propria identità. Polizia, frontiera di Trieste, nel 2017 arrestate 80 persone. Sono state 4.574 le pattuglie impiegate, 75.329 le persone identificate, 24.626 veicoli controllati, 80 gli arresti e 660 le denunce. Sono stati fermati 451 migranti irregolari, prevalentemente afghani, iracheni e pakistani, e di questi 67 sono stati immediatamente riammessi in Slovenia. Sono stati sequestrati oltre 2.500 articoli di provenienza delittuosa. È il bilancio dell'attività 2017 del settore Polizia di Frontiera di Trieste, diretto da Antonio Grande, coordinato dal direttore della quarta zona di Polizia di Frontiera per il Triveneto, Paolo Groppuzzo. Ad eccezione di 11 latitanti ricercati a livello europeo ed estradati dalla Slovenia, gli altri arrestati sono stati identificati a bordo di auto o bus di linea in entrata o in uscita stato durante le attività di retrovalico. Arriva la Task Force europea contro le fake news. Al via a Bruxelles il lavoro della Task Force europea per lottare contro l'epidemia delle fake news online, le bufale create ad arte per influenzare l'opinione dei cittadini. Tra i 39 esperti del gruppo di alto livello, oggi terrà la sua prima riunione anche 4 italiani, la dirigente di Mediaset Gina Nieri, il vice direttore del Corriere della Sera Federico Fubini, l'ex direttore del TG1 Gianni Riotta e il docente di diritto dell'Università Bocconi Oreste Pollicino. Il compito della task force, composta da rappresentanti della società civile, delle piattaforme social, delle aziende editoriali, da giornalisti ed accademici, è presieduta dalla professoressa Madeleine de Kock-Bunin, docente dell'Università di Utrecht, specializzata in proprietà intellettuale. Sarà quello di mettere assieme, per aprile, una strategia per contrastare il fenomeno.
Austria, Kurz, restiamo europei e liberali, ma stop migranti. L'Austria vuole apportare il suo contributo all'UE. La nostra priorità sarà la sicurezza dei cittadini. Bisogna portare avanti la battaglia contro la radicalizzazione, il terrorismo e l'immigrazione illegale e garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'Europa. Lo dice a Repubblica il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che assicura che l'Austria non farà parte del gruppo di Visegrad e un paese come il nostro può creare dei ponti in Europa per ridurre le tensioni. Sempre in Austria, decine di migliaia di persone sono scese in strada a Vienna sabato per protestare contro il governo della destra di Sebastian Kurz e Heinz Christian Strache. La dimostrazione è iniziata intorno alle 15 nella Christian Broda Platz. Secondo le stime degli organizzatori, i partecipanti sono stati 80.000, ma la polizia ha mantenuto le stime molto più basse, parlando di 20.000 dimostranti. Il corteo ha attraversato il centro della città senza scontri. Solo all'interno di un gruppo di 200 persone, alcuni black bloc hanno usato oggetti pirotecnici e lanciato uova. Proprio al loro fianco ha marciato un gruppo che si è definito Nonne contro la destra. Domani Pittecus apre la stagione del Teatro Verdi con Verdi Off. Sarà Pittecus di Antonio Rezza e Flavia Mastrella ad aprire domani, martedì 16 gennaio, Verdi Off. Il percorso introdotto nella stagione artistica 2017-2018 del Teatro Verdi di Gorizia, per offrire una visione lucida del quotidiano, attraverso proposte originali di compagnie riconosciute e pluripremiate. Pittecus, che andrà in scena alle 20:45, è uno spettacolo che analizza il rapporto tra l'uomo e le sue perversioni. Laureati, sfaticati, giovani e disperati alla ricerca di un'occasione che ne accresca le tasche e la fama. Pluridecorati alla moralità che speculano sulle disgrazie altrui, vecchi in cerca di un'identità che li aiuti ad ammazzare il tempo prima che il tempo li ammazzi loro, persone che tirano avanti una vita ormai abitudinaria, individui che vendono il proprio corpo in cambio di un benessere puramente materiale, esseri che viaggiano per arricchire competenze culturali esteriori e superficiali. Appuntamento con Carigo, giovani davanti alla giustizia. 16 gennaio 2018, Sala della Torre, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, via Carducci 2, ore 18. L'avvocato Corrado Pagani terrà una relazione su Giovanni davanti alla giustizia, delinquenza, devianza, come e perché. Tutta la cittadinanza è invitata, ingresso libero. Nel 70° anniversario della fondazione di Nova Gorizia, rappresentazione teatrale, i volti e le vicende della giovane settantenne Nova Gorizia. Lunedì 15 gennaio 2018, con inizio alle 20:30, si terrà presso il Kulturnidom di Gorizia la rappresentazione teatrale I volti e le vicende della giovane settantenne Nova Gorizia, per la regia di Samantha Cobal, a cura della compagnia Face di Solcano, Nova Gorizia. 29ª edizione del Trieste Film Festival. Torna dal 19 al 28 gennaio il Trieste Film Festival, primo ed importante appuntamento italiano con il cinema dell'Europa centro-orientale. Giunto quest'anno alla 29ª edizione, diretto da Fabrizio Grossoli e Nicoletta Romeo. Nato alle vigilie della caduta del muro di Berlino, l'edizione 0 è datata 1987. Il festival continua ad essere da quasi 30 anni un osservatorio privilegiato su cinematografie ed autori spesso poco noti, se non addirittura sconosciuti al pubblico italiano, e più in generale a quello occidentale. Più che un festival, un ponte che mette in contatto le diverse latitudini dell'Europa del cinema, scoprendo in anticipo nomi e tendenze destinati ad imporsi nel panorama internazionale. Incidenti in montagna, 4 interventi in Friuli. 4 interventi hanno impegnato ieri, 15 gennaio, il soccorso alpino nella montagna del Pordenonese. 3 gli interventi della stazione di Pordenone sul Piancavallo, dove le squadre di soccorso stavano svolgendo un'esercitazione per la ricerca da travolti da valanga. La prima chiamata è arrivata intorno alle 11 per uno sci alpinista che, rientrando con altri 3 compagni dal monte Tremol, ha perso uno sci ed è caduto lungo un canale ghiacciato per circa 300 metri. L'elicottero della centrale operativa di Udine, allertato per questo incidente ma impossibilitato ad intervenire a causa della nebbia, è stato dirottato su un'altra richiesta di soccorso, avvenuta poco dopo, sempre sotto il monte Tremol e sempre per uno sci alpinista.
L'ultimo intervento sul Piancavallo è stato attivato su richiesta di 2 giovani escursionisti. Nel pomeriggio anche il soccorso alpino della Valcellina è stato allertato per un intervento sopra Clout, per un infortunio di uno dei suoi tecnici, scivolato ad alta quota da 1200 metri, rientrando da una gita con gli sci dal monte Resettum lungo la pista forestale, finendo fuori dalla pista e precipitando per una cinquantina di metri in un tratto ripido del bosco. Trionfo per lo sci italiano. Dal triplete nello slalom gigante di Goggia, Brignone e Fanchini al team sprint Pellegrino Nuclear dello sci nordico. La settimana olimpica italiana si è appena conclusa colorandosi di oro. L'Italia si sta preparando per i 23esimi Giochi Olimpici invernali che si terranno a Pyeongchang, in Corea del Sud, che partiranno dal prossimo venerdì 9 febbraio fino alla serata di chiusura del 25 febbraio. Ancora ritardi per le tessere Welcome. Gli esercenti lamentano le tessere Welcome mai arrivate. È stata dedicata al tema del trasporto pubblico su ruota la prima riunione della terza commissione comunale, con la presentazione di 2 mozioni a firma di Giuseppe Gersinsic, Lega Nord. Una proposta per un mini abbonamento turistico valido 72 ore sulla rete urbana e una per l'istituzione di una corsia serale delle linee 42 e 44 limitata a Prosecco per coprire il buco tra le 22:50 e mezzanotte. Esiste già una card turistica, la Trieste Welcome Card, ha fatto notare l'assessore al turismo Maurizio Bucci, che offre al prezzo di 12,15 € un biglietto da 10 corse per il servizio di trasporto pubblico urbano, consentendo anche di entrare a prezzo ridotto in tutti i musei civici della città ed altri numerosi vantaggi. Nessuno dei consiglieri ha espresso la sua conoscenza riguardo l'iniziativa già presente. Confermano i titolari dei punti vendita del centro, della stazione e di Piazza Oberdan di non sapere della card cittadina. Unità dicono di essere in attesa della consegna delle card da parte di Trieste Trasporti. In realtà queste card, nata come iniziativa sperimentale lo scorso aprile e distribuita nelle reception degli alberghi, al momento non esiste. La convenzione siglata a questo proposito da Trieste Trasporti e dal Comune è scaduta a fine anno e ad oggi non si sa se sarà rinnovata. Tutto è fermo a Trieste Trasporti e si procede per la sola gestione ordinaria finché non verrà sbrogliato il nodo che al momento paralizza tutte le decisioni sul trasporto pubblico regionale. Meteo, martedì 16 gennaio. Su pianura, costa Prealpi Giulia e Carso, cielo per lo più coperto con deboli precipitazioni sparse. Di primo mattino in prevalenza neve anche a bassa quota. In giornata pioggia mista neve sulla pianura. Pioggia sulla costa, prevalentemente ancora neve a partire dai 300-400 metri, specie sul Cividalese e valli del Natisone. Sulla fascia occidentale ed in Carnia nuvolosità meno intensa e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa. Mercoledì 17 gennaio. Al mattino sarà probabile nuvolosità variabile, specie sulle coste orientali e sulla costa, con possibili deboli precipitazioni. Pioggia sulla costa e qualche debole nevicata sulla cresta carnica. In giornata miglioramento con un cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sui monti ad alta quota sarà possibile vento sostenuto da nord-ovest. E questo è quanto abbiamo preparato per voi per questa edizione e vi auguriamo un buon proseguimento.